Seconda giornata della seconda edizione di Passi, Bici e Parole. Il Passi, Bici e Parole è un'iniziativa che ha avuto inizio l'anno scorso con lo sviluppo lungo la ciclovia dell'Alpe Adria, ma ha interessato sia Risulta che Chiusaforte, ma non come quest'anno Moggio e Venzone. Aveva interessato, no, dove vogliono loro. No, perché mi copri Franz. Ecco, qui. Cosa devo fare? Qui. Fra il mio uomo Qui. e te? Ma devo fotografarli, no? Eccoci qua. Se no Franz rimane coperto. Tutte insieme. Bella così, Ecco. no? E adesso passo il filo. L'anno scorso eravamo a Malborghetto e Pontebba e abbiamo scivolato un po' più in giù. Dunque, cos'è Passi, Bici e Parole? È un'iniziativa, è una manifestazione letteraria, ma non solo. Infatti vedete che coniuga rapporti col territorio, rapporti con la natura, confronti incontro fra Toscana e Friuli Venezia Giulia quest'anno attraverso l'incontro che c'è stato ieri pomeriggio fra il Parco delle Prealpi Giulie e il Parco delle Foreste Casentinesi. Come si chiama? Faterona Campigna. e Campigna. Ma cambierà nome. Cambierà nome, si chiamerà delle Foreste Sacre, come piace a noi, tra l'altro. Bene, cominciamo con questa prima presentazione di libro. Il libro è Una donna, giusto, no? Sì. Una donna di Tobias Fior, a cura di Tobias Fior. È un romanzo molto intenso, un viaggio fra le gioie e i tormenti di Lina. Lina è una giovinetta esile dallo sguardo puro, schiva e timorosa, che lascia i suoi affetti, muovendosi di città in città per tornare in patria ai primi segni della guerra. Milano è la città che la vede partire giovane e inesperta, e Venezia è la città a cui approda. Qui Lina conosce l'amore vero e assoluto e raro, quello che è tutta la vita. Tobias Fior. Tobias Fior merita una parola particolare per il fatto che è uno dei pochi autori che siamo riusciti a individuare al di sotto dei 35 anni. Ancora per poco, ma... Ancora per poco, ma stai fermo lì. Per il momento stai fermo lì. E noi abbiamo cercato autori e presentatori al di sotto dei 35 anni. Sugli autori non sempre ci siamo riusciti, sui presentatori c'è stato più facile. Tobias Fior è nato nell'89. Abita in un piccolo paese di 1000 anime che si chiama Verzenis, in provincia di Udine. Ancora da studente liceale ha steso a soli 16 anni il romanzo Notte, pubblicato ora da Campanotto Editore. Appassionato dell'estetismo di Gabriele D'Annunzio, al poeta Tobias Fior ha dedicato l'insolito saggio Il tema delle mani nell'opera d'annunziana. Emanuele Franz, nato in Friuli, è saggista, filosofo, attore, poeta. Si occupa di filosofia e di storia delle religioni, di letteratura e di montagna. Di lui parleremo un po' di più quando poi presenteremo il suo libro oggi pomeriggio nelle prigioni di Moggio. Passo la parola a voi. Grazie. Posso dire un'altra cosa, Tobias Fior per noi è ormai un noto, è un amico. L'anno scorso abbiamo presentato in Oltre, l'altra manifestazione letteraria che organizziamo in autunno, abbiamo presentato il suo libro, dammi il titolo che Non lasciarmi la mano. Non lasciarmi la mano, che alcuni di voi ricorderanno senz'altro perché è stato veramente un suo acting out. Basta, chiudo. Io vado a prendere posto. Grazie. Grazie. Allora, se posso, come introduttore,
mando un saluto a tutti i presenti e un doveroso ringraziamento. In questa cornice ci troviamo in una littorina, quindi è un treno che viaggia, è l'idea del viaggio, dell'andare, del fare, del creare, è legato proprio, è bella questa idea di trasformare un treno in un ambiente di incontri letterari, perché il viaggio continua, le rotaie sono quelle dell'immaginazione e della creatività. Soprattutto grazie per aver pensato a questa cornice, perché non era neanche scontato, insomma gli elementi sono lì, ma metterli insieme in un progetto richiede capacità di proporsi, di pensare, di valorizzare anche Tobias Fior qui alla mia destra, quindi grazie all'Associazione Toscani in Friuli, Angelo e Maria Teresa? Gianna, ecco, scusa, perché hanno creato un percorso di grande valore e veramente grazie. Tobias Fior qui alla mia destra è un onore per me poterlo introdurre. È di Verzegnis, è un paese verde delle nostre montagne ed è una vera risorsa per il nostro territorio, risorsa che appunto stiamo valorizzando, perché da Verzegnis lui lì nel suo ambiente, in mezzo alle montagne, in mezzo a questo verde, ha sviluppato un suo dono naturale, che è la capacità di ascoltare. Non nel senso che uno ti parla e tu devi ascoltare, la capacità più profonda, che è quella di ascoltare e ricevere la conoscenza. Oggi tutti noi pensiamo che bisogna dare, cioè buttare fuori tutto quello che abbiamo. Appena abbiamo un'idea dobbiamo dirla a qualcuno, appena abbiamo una sensazione dobbiamo scriverla da qualche parte, no? Però il carbone diventa diamante con l'attesa e il seme diventa un fiore con l'attesa, cioè con quella capacità di ascolto a cui mi sto riferendo e che Tobias ha incarnato pienamente. Lui sa ascoltare, sa ricercare, infatti questi lavori che lui produce, che sono delle perle, ma sono appunto delle perle preziose che solo a un certo momento, quando è matura la perla, si dischiude a tutti noi, e ha fatto un enorme lavoro di ricerca, d'archivio, perché insomma io mi confrontavo con lui quando andava in questi archivi, no? Apriva tutti questi lavori del passato, le lettere di Gabriele D'Annunzio, le lettere della figlia, e poi qui si tratta di una mole di carte che alla rinfusa così ci vuole proprio quel dono che Tobias ha per metterlo insieme, per farne un'opera d'arte. Così come creare questo evento richiede di mettere insieme degli elementi che all'inizio sono solo alla rinfusa, ma l'atto della creazione richiede ripensare questi stessi elementi dietro un progetto, e Tobias ha creato questo progetto, perché sì, la parola giusta è curatore, a cura, però la parola a cura non è solo una frase, cioè avere cura è la parola più bella e profonda che ci sia, avere cura. Cioè lui ha curato qualcosa di vivo, qualcosa che era in un mausoleo e che ha ripreso vita grazie a Tobias Fior. Hanno ripreso vita personaggi della storia, vicende, la figlia di Gabriele D'Annunzio, il Vate, e poi le soddisfazioni non sono mancate. È giusto dire che il nostro territorio qui ha una risorsa, cioè io ho avuto la possibilità di essere con lui al Vittoriale degli Italiani, quando ha presentato, applaudito anche dai responsabili della cultura italiana. Quindi voglio dire, grazie a Tobias per quello che hai fatto, perché i libri lì negli archivi passano i secoli e sono cose che dici sono solo per gli studiosi. No, perché lui mette quella linfa e le vicende si rianimano, perché ci sono questi rapporti passionali, la relazione della figlia col padre. Molti si chiedono che rapporti aveva D'Annunzio, tanto con le donne in generale, il ruolo del femminile, il rapporto con la figlia, quanto la famiglia ha influito per esempio sulle sue capacità, sulle sue imprese, sulla sua creatività. E Tobias risponde a tutte queste domande e ripropone anche queste trame, no? Questa vita come tragedia, questa vita come opera d'arte.
E quindi la vita come opera d'arte. Quindi adesso io spero di averti onorato a sufficienza. Assolutamente sì. E ti chiederei dunque, intanto, devo dire ancora una cosa di Tobias. Questa sua capacità di ascoltare l'universo lo ha portato a sviluppare una passione dietro l'altra. Scrittore, ma d'annunzista, ma si interessa di biblistica, va a studiare l'ebraico, vuole capire a fondo le parole, si è interessato di riflessologia plantare, cioè voglio dire, un ragazzo che non è uno che corre e fugge via, medita, ascolta, propone, quando tutto è portato a maturazione. Questo è molto importante in una nostra società dei social media in cui appunto ti cambi i calzini, devi dirlo a qualcuno. E ormai l'informazione è ridotta a questa. Quindi vedo in Tobias Fior un esempio di ponderazione che porta poi a questi enormi risultati. Quindi, Tobias, la vita come opera d'arte, che cosa significa in D'Annunzio e sua figlia la vita come opera d'arte? Grazie Emanuele, grazie di cuore per le bellissime parole che mi hai dedicato. Grazie. Perché queste parole si sentono solo da un amico, quindi grazie di cuore. Allora, venendo a bomba, la vita come opera d'arte, D'Annunzio, insomma, come sapete, ha fatto della sua vita un'opera d'arte, no? Ne abbiamo dimostrazione appunto nel Vittoriale degli Italiani, che è sotto gli occhi di tutti, è visitato da centinaia di migliaia di persone ogni anno, e quindi insomma poi la sua vita stessa piena di enfasi, di linfa sempre nuova, non si smette mai di conoscerlo, no? E questa passione per voler dedicare la propria vita a trasformarla in un'opera d'arte l'ha così passata alla figlia, alla Renata. Renata era la figlia avuta da D'Annunzio durante una delle sue molteplici liaison con una contessa siciliana, contessa poi principessa prima, durante il suo periodo napoletano. Quindi era una figlia che ha dovuto tenere anche nascosta, no? Oggetto di scandalo all'epoca, eccetera. Poi lei viene così alla ribalta, perché è quella che si prende cura di D'Annunzio quando perde l'occhio destro durante un ammarraggio di fortuna nelle acque di Grado durante la prima guerra mondiale. Batte la testa contro la mitragliatrice di prua e perde l'occhio destro, lo distaccamento della retina, che all'epoca era impossibile da recuperare, anzi c'era il rischio che perdesse anche l'altro occhio. Quindi viene tenuto a letto nella casetta rossa di Venezia al buio per mesi, e Renata si prende cura di lui. Da lì nasce il notturno, no? Questi foglietti, questi cartigli, come li chiamava D'Annunzio, che lei tagliava e sul quale lui al buio scriveva le sue frasi, no? Ed è lei che si prende cura, no? E lì nasce la consacrazione, quella che è la Sirenetta, no? Questa passione per la scrittura Renata la trova appunto dal padre, no? Standogli accanto. E lui in quel momento cosa fa? Gli dice: guarda Renata, racconta anche tu quello che hai vissuto in prima persona con me. E lei comincia a scrivere. Questa scrittura poi porterà alla stesura di un diario, che è appunto la vicenda di Renata accanto al padre, quindi tutte le vicende che poi sono sublimate nel notturno. Però Renata non si ferma lì e continua a scrivere, perché appunto questa passione continua, va avanti, e durante un periodo molto particolare della vita di Renata, in cui siamo già nella seconda guerra mondiale, il marito Silvio, che era un ammiraglio, si trovava in Africa. Lei da sola a casa con 8 figli a cui badare, sì. Lei ovviamente si prendeva cura della famiglia, dei figli,
però durante i periodi di pausa, di solitudine, scriveva. E da qui nasce quello che presentiamo oggi, no? In questo periodo nasce appunto una donna che è l'unica forse opera d'arte, dico forse perché Renata ha ancora tanto da dare secondo quello che mi hanno detto gli eredi, però è l'unico romanzo quantomeno che ha scritto durante la sua vita. Questo è il rapporto, insomma, che aveva anche D'Annunzio con lei in quanto scrittrice, insomma, no? Scrittrice in erba, ecco. Tobias, intanto grazie perché ci hai illustrato la genesi e retroscena di quello che è un tessuto proprio vivo e ci trasporti dalle carte alle vicende umane, dai concetti ai cuori pulsanti, no? I figli, le cose da gestire. Poi io faccio presente che prima del romanzo, godibilissimo, c'è una tua introduzione, Una creatura d'amore e di dolore, che non è solo un'introduzione, è un saggio vero e proprio, cioè è parte integrante di questo lavoro, e c'è una cosa che balza agli occhi, che fai notare che c'era un altro lavoro intitolato Una donna di Sibilla Aleramo. Ecco, questa Aleramo era molto legata con diverse figure della letteratura italiana, Dino Campana, ecco. Vuoi dirci di più di questo accenno che hai fatto, perché mi sembra degno di interesse? Sì, allora, Sibilla Aleramo, che era il nome d'arte di Rina Faccio, appunto è conosciuta per quel lavoro che è Una donna, che era considerato il primo romanzo femminista in Italia, tanto che poi quando, apro e chiudo parentesi, ma quando è uscito questo lavoro qui, quando è stato riscoperto Una donna di Renata, sul momento tutti pensavano che appunto fosse il romanzo femminista di Renata. In realtà, nonostante ci siano alcuni elementi che richiamano ovviamente alla condizione della donna nella prima guerra mondiale e durante quel periodo lì, non è così marcato come lo era quello di Sibilla Aleramo. Tra l'altro Sibilla Aleramo era molto conosciuta anche da D'Annunzio e ne ha dato una descrizione, della voce di D'Annunzio, la Sibilla Aleramo, che è una delle poche descrizioni in cui si parla di come parlava, scusate il gioco di parole, di come parlava D'Annunzio, no? Questo è insomma il contesto, ecco, insomma, la risposta alla domanda, così l'ho citata appunto perché c'è questa assonanza e quasi una condivisione anche di alcuni elementi di stampo femminile, di stampo femminista, anche se femminista, ripeto, non è la parola giusta in questo lavoro qui. Ecco, la risposta alla domanda è questa, insomma. Ma in generale, quanta, diciamo, gli elementi della visione del mondo di D'Annunzio, in che misura si possono, se tu ritieni che si trovino nel romanzo della figlia? Cioè ci sono o proprio non ci sono? Ma allora, ci sono diversi elementi, perché si notano, poi nell'introduzione descrivo bene anche i parallelismi fra le varie opere. Renata si dimostra lettrice del padre, tanto che soprattutto il romanzo veneziano di D'Annunzio, che è Il fuoco, dove lui immortala la sua relazione con la Duse, che tra l'altro Renata da bambina aveva anche conosciuto e di cui la Duse era innamoratissima. Dicevo che appunto Renata legge le opere del padre e quindi soprattutto per una donna ci sono degli elementi molto importanti, trasfigurativi, che riportano stiamo no,
riportano alle opere del padre, no? Quindi il fuoco, ma anche l'Innocente, il romanzo che D'Annunzio aveva scritto quando è nato poco prima che nascesse la figlia, e a cui aveva dedicato il lavoro alla mamma. E questi elementi, insomma, denotano il fatto che Renata era lettrice, appunto, del padre. Ci sono delle descrizioni bellissime sia da parte di Renata sia da parte di D'Annunzio, ovviamente, del giardino Eden a Venezia, dove tra l'altro anche Renata frequentava con il marito, col futuro marito, quando si sono conosciuti la prima volta. D'Annunzio stesso li portava al giardino Eden, lui andava a prendere appunti e li lasciava, dice Silvio, il marito di Renata, ci lasciava tubare come dei piccioncini, no? E quindi queste opere vengono assorbite da Renata e prendono poi l'avvio per diventare anche parte integrante della sua stessa opera. Se permetti, io leggerei un passo scelto, ma anche per renderci conto, insomma, dello stile della scrittura del romanzo, no? Un passo giusto così. Il giorno dopo egli partiva davvero, la sua assenza si prolungò oltre il previsto. Passarono i giorni, lunghi giorni di attesa per me, che vivevo nel terrore e nel rimorso della mia debolezza, pur fidando nella sua parola. Infine mi accorsi che una nuova vita cominciava in me. Glielo scrissi tremante, felice, pensando che anch'egli ne sarebbe stato felice. Mi rispose ingiungendomi di far sparire la creatura. Ebbi un sussulto di orrore. Malgrado tutte le complicazioni che avrebbe creato nella mia vita, io già lo amavo quel bimbo. Glielo scrissi, non rispose. E io vissi quei mesi tanto dolci per tutte le donne, sempre danzando, cercando di nascondere a tutti il mio stato, tremando sempre che i miei lo sapessero, e danzai fino all'ultimo momento. Una sera trovai in teatro una lettera di lui che mi diceva di abbandonare la creatura appena nata ed egli sarebbe tornato a me. Qualche ora più tardi sul palcoscenico fui presa dai terribili dolori e il mio bimbo nasceva all'ospedale. Come mi parve bello! Tutte le angosce e tutti i dolori mi parvero nulla in confronto della gioia infinita di stringere tra le mie braccia quella creatura che era mia, tutta mia. Il padre era lontano, dimenticato, egli quasi non esisteva più per me. Tutto mi sembrava un sogno, unica cosa reale il bimbo. 3 giorni di felicità pura, immensa, vissi fra le mura benedette di quella casa. Volevo tenere con me il mio bimbo, rinunziare alla mia vita, trovare un'altra occupazione, ritornare a vivere nella casa paterna, poiché essi, i miei genitori, avrebbero compreso e perdonato. Beh, qui Tobias vedo elementi di grande lirica, se pensiamo a questa dimensione di annichilazione, no? Il tutto, il niente, la vita che nasce e la tua morte interiore, ecco. Cioè, qui vedo una possente lirica, se vuoi dirci qualcosa di più. Sì, allora, qui parla appunto della scoperta di essere incinta. Lina, la protagonista del romanzo, come si diceva all'inizio, è una ballerina. Una ballerina all'epoca danzavano in questi teatri, ma erano considerate alla stregua di prostitute, erano considerate tali, e quindi molto spesso erano soggette anche a questi amori che non erano amori, e molto spesso trascinate anche da questi uomini che le volevano, rimanevano incinta. E Lina qui si ritrova appunto incinta, ma combattuta, perché ovviamente sia da parte sua sia da parte di questo uomo viene spinta a voler abortire, no? Se non quantomeno a lasciarla e a lasciare il bimbo, no? A dimenticarlo, ecco. E c'è una particolarità di questo testo che è molto importante. Renata scrive del parto e lo fa con un modo che solamente una donna che partorisce, insomma, lo può descrivere.
ed è un momento di grande lirica, come in queste parole, ma proprio è una trasposizione degli stati d'animo che si alternano quando una donna dà alla luce un figlio. E ovviamente Renata sapeva benissimo che cosa si prova, visto che appunto aveva 8 creature che insomma ha allevato nell'arco della sua lunga vita, ecco. Ma Tobias, è incredibile proprio il tuo lavoro dal punto di vista anche tecnico, no? Di andare a cercare documenti, no? Di mettere insieme le fila di un lavoro d'archivio. Ecco, per vedere un attimo dietro le quinte anche del tuo lavoro, cioè come ti sei mosso, dove andavi a cercare, cioè come un po' lavora il tuo metodo? Allora, intanto è importantissimo il supporto che mi ha dato gli archivi del Vittoriale. Gli archivisti del Vittoriale, Alessandro Tonacci e Roberta Valbusa, mi hanno dato una mano veramente grandissima in quest'opera, perché mi hanno dato intanto tutto il supporto e i testi anche già noti, dove andare a recuperare certe lettere oppure certi elementi, e quindi c'è questo supporto da parte dell'archivio principale. E poi comunque c'è la possibilità di entrare in contatto direttamente con quelli che sono i parenti di Renata, in particolare la figlia Maria Teresa, che è ancora in vita, ormai a pochi giorni avrà 98 anni, e fino a pochi giorni fa insomma aveva una memoria di ferro, e mi ha raccontato dei retroscena molto importanti, molto interessanti, che mi hanno dato una mano a comprendere anche la psicologia che c'era dietro alla figura di Renata, e quindi piano piano ho cercato di avvicinare sia da un punto di vista documentaristico sia da un punto di vista privato, anche si può dire, la figura, e dare un contesto anche alla figura di Renata. Beh, quindi si tratta proprio di mettere insieme anche testimonianze, ricordi, sì, è un atto di creazione pura. Io tra l'altro voglio anche complimentarmi con la bella grafica, ricordiamo Ianieri Edizioni, e ben curato anche da un punto di vista editoriale, lo dico da collega, io ho la casa editrice Audas, quindi vedo queste cose, no? Frontespizi. E tra l'altro io, se posso fare questa anticipazione, perché il contesto è giusto, tu hai avuto l'incarico di curare la biografia ufficiale di Renata, quindi cioè oltre al romanzo è di prossima uscita, se si può dire entro l'anno? Sì, entro l'anno, sì, cioè, settembre-ottobre, al massimo ottobre, ma insomma settembre ci siamo. Quindi cioè anticipiamolo, forse è bello dire, no, che quest'anno uscirà la biografia ufficiale della figlia di D'Annunzio a cura di Tobias Fiore. È un risultato straordinario che un ragazzo del nostro territorio abbia avuto un incarico per meriti, perché Tobias ha lavorato fermamente per anni e anni, si parlava di giovani, i giovani hanno la PlayStation in testa e Tobias invece ha la verità in testa e soprattutto la volontà di condividerla con gli altri. Quindi entro l'anno vedremo un altro bellissimo, straordinario risultato, e sarà una gioia, ecco. Io non so se hai piacere o se è ancora un segreto, se vuoi dirci 2 parole su questo romanzo. Allora, su questo testo sì, posso dire 2 parole, dai, perché mi anticipo. Allora, il titolo sarà Ho voluto essere coraggiosa, vita di Renata D'Annunzio Montanarella. E ci sono degli elementi molto belli, perché sono riuscito a recuperare le lettere intercorse fra Renata e Silvio, il marito, e sono di una dolcezza unica, perché entrambi ad esempio si firmavano uno da una parte, uno dall'altra, ad esempio Renata tua, solo tua, tutto attaccato, e di rimando Silvio rispondeva firmandosi Silvio tuo, solo tuo. E mi hanno permesso però di dare veramente uno spaccato
di quella che è la vita e la difficoltà che hanno avuto Renata e Silvio nel crescere i figli, nell'avere una propria indipendenza, anche lontano dall'influenza che aveva D'Annunzio su di loro, perché comunque D'Annunzio aveva un'influenza molto forte sia su Renata che su Silvio, e durante l'ultimo periodo della vita di D'Annunzio i rapporti si erano incrinati, ma questo ha permesso, queste lettere qua in particolare mi hanno permesso di capire che quell'incrinatura era in realtà un qualcosa di superfluo quasi, perché l'amore che D'Annunzio ha avuto per la figlia è stato veramente sopra tutti i suoi figli in particolare, e quindi insomma questa incrinatura in realtà ha permesso anche a Renata di diventare quella che poi è diventata, insomma, non solo la figlia di D'Annunzio, ma anche una moglie che ha saputo accudire i figli e fare da madre e da padre, e quindi creare anche un'indipendenza, permettere loro di studiare, di fare una famiglia, eccetera. Quindi veramente una donna, come lei stessa dice, coraggiosa. Tobias, io ti chiederei 3 motivi per leggere e soprattutto comprare questo romanzo. Ok, bellissima questa domanda, è la prima volta che me la fanno, quindi grazie. Allora, 3 motivi. Beh, intanto perché è la figlia di D'Annunzio. Se è tale al padre, allora è tutto merito, dai. No, allora, innanzitutto, a parte il fatto che la figlia di D'Annunzio non scrive come il padre, quindi è un libro molto fruibile, di accesso a tutti, con un linguaggio che insomma è accessibile, questo è. E poi comunque è uno specchio innanzitutto sull'anima di una donna e di una persona che ha tanto dato nella vita, e attraverso questa storia racconta anche se stessa, e quindi è anche una scoperta di una persona, e questo secondo me è anche un altro bel motivo per poterlo leggere. E poi l'ultimo motivo è perché comunque io l'ho curato, e quindi se volete lasciatemi l'egoismo, e quindi dai, questi 3 motivi a voi. Bravo Tobias. Grazie Manuele. No, ma grazie, un applauso a Tobias. L'altro motivo è perché Tobias è giovane. Tutto davanti. E se posso aggiungere questa attenzione, questa empatia verso il donna. femminile, perché non è scontato Sì. oggi. Grazie. Ma ha una sensibilità tutta particolare, ha una Sì, storia una tutta grande particolare che lo sensibilità, porta sì. a questo. Lasciamo qualche domanda agli uditori, se Certo. hanno piacere. Certo, anche perché il prossimo autore è bloccato in autostrada. Non sei tu, tu ci sei. Sì. No, niente, stavo con... Ah no, pensavo come orari. No, ci siamo, come orari siamo precisissimi. Prego. La schiena. Non sto in piedi, tranquillo. Domande? Curiosità? Voglia di leggerlo? Voglia di leggerlo? Sì. Voglia di leggerlo, benissimo. Ottimo. Voglia Grazie. di leggerlo. Io l'ho già fatto, quindi fa venire voglia di leggerlo, lo so. Bene. Quindi adesso voi prendete posto come sì, ascoltatori, esatto. e poi ci troviamo tutti quanti a mangiare una cosa assieme. Grazie ancora alla vostra associazione e alla Grazie a voi. vostra creatività. Ecco, bene, grazie. Grazie per aver mille. accettato. Grazie.